La Conferenza delle Regioni ha approvato il progetto di legge per l'autonomia differenziata proposto dal ministro Roberto Calderoli. Ricordiamo che qualche settimana addietro ad Agrigento numerosi sindaci, associazioni e sindacati avevano protestato contro il disegno di legge proposto dal ministro presso l'Aula Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Solo 4 regioni hanno espresso il parere contrario, e cioè Campania, Puglia, Emilia-Romagna e Toscana. Alcune regioni si sono differenziate dalla maggioranza. Mi auguro che con il proseguo del processo che vedrà l'attuazione dell'autonomia differenziata si possa trovare una ricomposizione con le regioni che oggi hanno espresso parere contrario. Lo ha sottolineato Federica, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli. Dopo un'ampia discussione, la Conferenza delle Regioni ha approvato il progetto di legge del ministro Calderoli, per cui finalmente il percorso per l'autonomia differenziata è partito. A questo punto noi confidiamo che si possa arrivare presto ad una risposta positiva. L'autonomia, hanno dichiarato in molti, è prevista dalla Costituzione ed è la chiave per un profilo di modernità, di efficienza dell'amministrazione della cosa pubblica che avrà quella ricaduta positiva attesa dai cittadini. Questa Italia a 2 velocità, hanno dichiarato, deve finire e le regioni devono essere tutte messe nelle condizioni di dare servizi e risposte ai loro cittadini, senza lasciare indietro nessuno. Discorso diverso in Sicilia, con le opposizioni che attaccano il governatore Schifani favorevole all'autonomia in cambio dell'elezione diretta delle province quanto prima. È ignobile che la Sicilia si sia espressa oggi a favore del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Il progetto Calderoli punta a dividere il paese in 2 parti. Da un lato il nord ricco e produttivo, dall'altro il mezzogiorno povero di infrastrutture, sempre più bisognoso di investimenti utili a colmare questo gap, che invece diventa così impossibile da recuperare. Lo scrive il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo. Schifani svende la Sicilia per dire sì al progetto di autonomia differenziata, afferma il capogruppo all'Assemblea siciliana Michele Catanzaro, e cosa ancora più grave lo fa sapendo che il Partito Democratico aveva chiesto e ottenuto un dibattito in aula su questo argomento, fissato proprio per martedì prossimo. Schifani mostra poco rispetto dell'Aula, come lui ha detto di voler fare in questi anni, conclude, e gliene chiederemo conto, conclude Michele Catanzaro.